Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola d'oncuosa è una parola importante e con questa parola qua ragioneremo sul concetto di lingua standard. Mm? Menestron. Che avevo mai fatto il menestron? A savì che se dà in tel mondo do sorte de menestron. E il menestron a tocchi e il menestron masenà. Quasi è la differenza. E può avere dentro anche la stessa roba, ma la differenza è il trattamento che dago. Quando che noi altri parliamo di una lingua, come si fa a fare il menestron masenà? Il menestron masenà è un menestron a tocchi, dove questa qua è la situazione, diciamo, naturale, tra virgolette, dove che faccio un'operazione, come si dice, meccanica, un'operazione anche un fiaviolenta, dove che il menestron a tocchi e me diventa un menestron masenà, una vellutata, come un fruà, come che vuoi chiamarlo. Perfetto. Quando che altri parliamo di lingua, in te nostra testa ne ga insegnase come che altri, dando scuola che avessimo maniera immensa, solo che l'italiano menestron tutto quanto diciamo masenà, tutto quanto fruirà omogeneisà. Anche se te fai l'operazione violenta de come si dice, de masenar su tutto, il stesso te resta sempre qualche toccateo in volta, ecco, che robe là, e ne ga insegnare che ne va mia ben che vi ho spuarle fuori, perché se una roba locale, senti, madonna, come dire, qua non so, si sente che è un menestron, però non ti si bonde sentire che qui era un tocco di carota e st'altro era un tocco di patata o di biso o di fasolio, quello che metti dentro sul vostro menestron. Ovviamente in parte variabile, perché sarebbe come dire che i minestroni sono tutti quanti compagni, perché tutti quanti si fa con le verdure, no, se sente gusti differenti in base a tipologia delle verdure che te metti, magari perché Duni non mette mia, il menestron veneto non mette mia che ha tal verdura, che invece il menestron toscano e la mette per sempre, non so, capito? Boh. E ora il menestron è parte sempre naturale. Cosa che capita alla lingua veneta? Ne capita una roba intermedia, decisamente interessante, che è quella di aversi catà, anche per questione di inurbazione, per il sistema complessivo del Veneto, anche a livello di geografia, di storia, della presenza di un Stato unitario come la Repubblica Veneta, è come un menestron a tocchi, non so se avevi mai provato, un menestron a tocchi che riga boiesto su boiesto per tanto tempo. Cosa sai che succede? Succede che non le pia a tocchi, ma non le neanche omogeneizza. Cosa seo? Lei praticamente è un'amalgama e se ga amalgama su perché le robe a forza di cucinarle le se ga sfrantare, se ga fondesto con una operazione che la puoi somigliare come risultato a questa operazione subitanea e violenta che si è fatto con altre lingue come non so il francese, con lo spagnolo e anche con l'italiano, cioè col toscano, per imporlo a tutti quanti, ma qua si genererà quella che si chiama una coinè linguistica, no? Una lingua amalgama che non è il frutto di un atto imperativo che qualcheduno abbia fatto o un'accademia o un stato che ha imposto che il menestron a tocchi il vegnesse omogeneizà, come che si è fatto in tanti casi, ma che sostanzialmente il tempo che ha consentito la cultura lenta, che ha consentito il menestron a tocchi di praticamente amalgamarsi in tel tempo. Resta ancora elementi, si vede ancora qualche tocco di patata, qualche fasolio, qualche tocco di carota, ma è il complessivo, si crea praticamente un brodo di cultura unico sostanzialmente linguisticamente abbastanza omogeneo, che è il concetto del coinè linguistica. Sta roba qua la capita solo in certe condizioni chimico-fisico-storiche, politiche, in realtà particolare. Come che se capita, l'altro caso evidente, dove viene la parola coinese, è il greco antico. Il caso moderno tipico in Italia specialmente, scritto anche sui manuali universitari, su certi, è
è il caso del Veneto, dove che le città venete che noi hanno una vera capitale, se vedi Venezia è fuori dal centro del Veneto, non so come mi anche può aver fatto da elemento, diciamo, conglomerante per il Lombardo, non so come Firenze, che è abbastanza in centro all'area toscanofona. Qua praticamente si genererà una coina linguistica anche per la disseminazione a rete del tessuto urbano e anche economico veneto. E allora, quello che si cata in giro del solito, c'è un sistema di menestron a tocchi e quello che ne viene insegnato a scuola, sai che il menestron è solo quello masenà fin fisso diventare omogeneo, ecco, gli standard da tutti parlano uguale. Non è vero, e se è vero è stato perché si ha cernio di masenarlo tutto. In tal caso il Veneto si genererà una roba un fiato differente, che è un percorso più lungo in quel tempo, ma spontaneo e soprattutto senza una soluzione di continuità. Non è un momento che uno ha messo il mixer dentro la teggia e ha masena fuori tutto, come che si capita per altre lingue. Nel caso veneto è quello che ognuno si ha cucinato a fuoco lento sta lingua e che ne si è venuto fuori la coinè linguistica veneta. Fatica da capire questa roba qua per chi che crede che tutte le lingue le resta solo qua e per chi che ritiene che l'unica vera lingua è quella masenà. Ma cari figli, il menestron è anche quello a tocchi, non si mia solo quello omogeneizà. Anche perché, attenzione, quel menestron omogeneizà, insomma, per chi sa che va bene per chi che è senza denti, quindi per il boccia, per il genì, ma non ne allena la masticazione, per esempio, non ne allena la muscolatura. Invece un ragionamento di questo tipo è già più spontaneo, più naturale. E soprattutto siamo voluti mantenere il gusto per la differenza dei gusti all'interno del nostro menestron. E resta un menestron, non si viene a pasta asciutta, però, e ha le sue caratteristiche e riesce ancora a distinguere la carota dalla patata, dal fagiolo. Bon, spero di avervi fatto capire. Era un'immagine che mi piaceva, non mi ricordo con chi che mi si è messo in mente, ma voglio anche dirvi che sta maratona va avanti e anche la coscienza linguistica veneta va avanti perché i veneti tra de ore si parla e anche perché magari venendo a parlare con me, dicendomi una vostra idea, una vostra controproposta, un'altra visione aderendo a quello che provo a spiegare, quello che ho capito e ne viene fuori un avanzamento della materia. Dunque questo video è particolarmente importante, carichiamo sulla Maratona Veneta, ma anche sulla parte lingua veneta del Veneto Express Channel, dove che c'è dentro i video un poco più lunghi che ha a che fare anche con la visione linguistica veneta, perché sto qua sostanzialmente ha a che fare col concetto del standard della lingua. Va bene? Grazie a tutti quanti per aver seguito anche questo episodio della nostra Maratona Veneta, che ne manca 37, vi ho detto che su meglio. Ecco, ne manca 37 e niente, se vediamo domani con la nostra Maratona Veneta.